Noi abbiamo fatto tutto, sappiamo di aver ragione, adesso aspettiamo, insomma, noi stiamo andando avanti per la nostra strada, siamo molto determinati. In attesa della decisione della Commissione europea, che ha espresso dubbi sull'utilizzo dei fondi del PNRR per realizzare il Bosco dello Sport, il primo cittadino continua a dimostrarsi ottimista e anzi si dice sicuro che il progetto si realizzerà a costo di impegnarsi in prima persona. Si farà, o farmi un tua qua cassione. O faccio mi, o faccio mi, te mi vedi partire qua Cariola, dove vai? A fare stadio. Brugnaro è dunque certo, carte alla mano, che il bosco si farà e a Italia Nostra dice: Si tratterà di vedere che cosa questi commissari, imbeccati da personaggi locali veneziani, evidentemente orgogliosi anche di questo, c'è gente che sarebbe contenta che ce lo bocciassero, questa la dice lunga, e poi magari li troveremo in coda a vedere le partite allo stadio. Noi pensiamo, perché abbiamo dimostrato ampiamente, e lo faremo anche in giudizio, visto che siamo stati citati al TAR da Italia Nostra, che non so che cosa abbia veramente dentro nella testa, perché abbiamo tolto 600.000 metri cubi di cemento. Noi abbiamo impedito la cementificazione della città che i governi di centro-sinistra avevano fatto e che nessuno dice con onestà intellettuale. Sono 600.000 metri cubi in meno rispetto a quello che quell'area già prevede, previsto dal PAT. Cioè oggi quell'area là è già edificabile, decisa non da noi, ma da quelli che c'erano prima. Noi abbiamo smontato alberghi, centri commerciali, proprio una colata di cemento in quei luoghi. Questo è il dato di fatto e continueremo così e faremo invece che 40 ettari 110 ettari di bosco. Non so di cosa parlano, ma noi rispondiamo coi fatti.